Andiamo subito a vedere i risultati di questa 37esima giornata. Brescia-Grosseto 3-1, Empoli-Juve Stabia 5-0, Lanciano-Ternana 1-1, Modena-Bari 0-0, Padova-Crotone 2-1, Provercelli-Varese 2-1, Regina-Sassuolo 0-2, Spezia-Cesena 1-0, Verona-Cittadella 0-0, Vicenza-Ascoli 1-0, Livorno-Novara, come detto, domani alle 20:45. La classifica della Serie B dopo la 37esima giornata: Sassuolo 77, Livorno 70, Verona 69, Empoli 63, Novara 56, Brescia 53, che dunque ha riagganciato la zona playoff, Varese 52, Modena e Juve Stabia 48, Ternana e Padova 47, Crotone 46, Spezia e Cesena 45, Bari e Cittadella 44, poi in zona playout Lanciano 43, Regina 41, Ascoli 40, Vicenza 35 punti, Provercelli 31, Grosseto 23 punti, come detto retrocesso in Lega Pro. Un punto in 6 gare per il Vicenza, che spera ancora nella salvezza al pari dell'Ascoli con una sola vittoria nelle ultime 9 partite. Vicentini senza Castiglia e Brighenti infortunati e Semioli squalificato. Dal canto si schiera con il 4-3-3 Giacomelli, Malonga e Bojinov, terminali offensivi. Tra i marchigiani Montalto e Di Donato sono KO, ma i bianconeri ritrovano Zaza in attacco con Fekzesin, una buona premessa per il tecnico Massimo Silva, che riprende il posto in panchina al posto di Percolizzi, arbitro Marco Di Bello della sezione di Brindisi. La gara si sblocca dopo neanche un minuto a solo di Giacomelli, slalom ai danni di Prestia, e la palla si infila tra palo e portiere. Vicenza 1, Ascoli 0 e terza rete in campionato per il giovane numero 10 bianco-rosso. L'Ascoli fatica a reagire e al 16esimo il Vicenza si divora il raddoppio, scambio Giacomelli-Ciaramitaro e pregevole imbeccata per Malonga, che mette incredibilmente fuori da 2 passi. I bianconeri provano a venir fuori esponendosi alle ripartenze dei veneti, che al 26esimo falliscono un'altra netta occasione da gol. Malonga scatta in profondità vincendo il corpo a corpo con Faisca, ma al momento del tiro il francese calcia malissimo spedendo al lato. Al 38esimo l'ascolano Zaza protesta per un colpo sul volto subito da Lasco, che gli impedisce di staccare di testa. I veneti ci riprovano al 40esimo, ma Longa vuole farsi perdonare le occasioni da rete mancate ed impegna Mauro Antonio in corner con un destro angolato. 3 minuti dopo è Giacomelli a tentare di nuovo l'assolo, ma Mauro Antonio in uscita lo ferma al momento del tiro. L'Ascoli si rivede allo scadere di tempo, Fossati prima e Fekzesin poi impegnano Bremek in un doppio intervento non proprio agevole. Vicenza ed Ascoli vanno al riposo sul punteggio di 1-0. Nella ripresa, come in avvio di primo tempo, Giacomelli tenta di sorprendere la difesa ascolana nei primi secondi di gioco con un'altra iniziativa individuale. Mauro Antonio non trattiene e sull'indecisione dei difensori marchigiani l'attaccante biancorosso allunga il piede, spingendo però la sfera sul fondo. Al 9 la panchina ospite provvede ad effettuare la prima sostituzione, dentro Conocchioli al posto dello spento Scalise, e un minuto più tardi l'Ascoli sfiora il pareggio. Fekzesin appoggia al lato per l'accorrente Pasqualini, che da buona posizione sfiora la traversa. Al 19esimo arriva la prima sostituzione anche in casa del Vicenza, con Bellazzini che rileva Giacomelli, costretto a lasciare per un colpo ad una gamba. Vicenza che al 23esimo si rende di nuovo pericoloso con Bojinov, il bulgaro fila via verso la porta avversaria e con un gran sinistro a girare impegna Mauro Antonio ad una strepitosa deviazione in angolo. L'Ascoli fatica ad impensierire la retroguardia di casa e al 29esimo Loviso prova la soluzione dalla distanza su calcio di punizione, tiro forte e preciso che Bremek non trattiene mettendo la palla sulla traversa. Al 30esimo e al 33esimo arrivano le seconde sostituzioni, Mostacchio rileva Malonga nel Vicenza e Morosini prende il posto di Loviso nell'Ascoli. Bianconeri che completano gli avvicendamenti al 37esimo con l'ingresso di Soncin al posto di Fossati. Al 41esimo i padroni di casa falliscono il raddoppio con Bojinov, la disperazione di Dal Canto, e al 44esimo gli ospiti colgono un'altra traversa su tiro cross di Pasqualini. Nel finale Dal Canto prende tempo richiamando in panchina Bojinov, che lascia il posto a Tiribocchi, e al 48esimo i veneti falliscono l'ennesima palla gol con Bellazzini che schiaccia su Mauro Antonio.
Finisce con un grido liberatorio del Menti per il ritorno al successo dei propri beniamini che non vincevano dal 9 marzo. Vittoria meritata ma arrivata anche con un po' di fortuna. Per l'Ascoli è la quarta sconfitta consecutiva. Migliore in campo Stefano Giacomelli del Vicenza che decide la gara dopo pochi secondi dal fischio d'inizio. Finale al Menti, Vicenza batte Ascoli 1-0.